Buon pomeriggio ragazzi, eccoci tornati su Round 2 Total War. Siamo pronti per una nuova puntata dove raderemo al suolo finalmente la capitale Massilia dei Massilesi, che meritano la distruzione dannatio memoriae in questo mondo dove Roma domina e è riuscita a scacciare Massilia dopo il loro tradimento alle nostre legioni. E finalmente c'è la vendetta di Roma che prende il cane per il guinzaglio e lo strangola, così, giusto per dare il benvenuto all'algoritmo. Va bene signori, dopo questa introduzione ricordatevi di mettere like, mi piace e rimanete collegati perché ragazzi adesso vedremo una mega battaglia dove raderemo al suolo le mura di Marsiglia. Che sia da monito. Ci attaccano i pirati. Vabbè, direi che non le vanno a prendere alla grande. Direi che rimaniamo su modalità equilibrio. Tanto basta per fargli affondare la flotta. Perfetto, abbiamo perso solo una nave. Va bene. I prigionieri li trucidiamo. Ok, hanno scoperto il nostro agente in incognito, va bene, poco ci importa. Una fazione è stata distrutta, chissà quale. Chissà quale. Manteniamo sempre la spia in... Ah, ruba provviste? Allora, facciamola così, va. Abbiamo un po' di provviste a loro. Attenzione, questi sono nostri nemici. Attenzione. Potremmo provare un attacco contro questi, eh. Hanno tanta cavalleria. Li potremmo ricacciare. Hanno veramente pochissime unità al centro. Hanno molto tiro. Molto tiro. Noi abbiamo cavalleria. 2 di cavalleria. 5 di cavalleria, diciamo. Sarebbe interessante. Vediamo un po'. Ci danno sconfitti. Secondo me invece la vinciamo. È anche abbastanza facile questa. Ce l'andiamo a giocare ragazzi. Ok, asciutto va bene perché loro hanno tante armi da tiro, però ce l'abbiamo anche noi. Vabbè, dai, iniziamo lo schieramento così, va bene. Terreno in diagonale qua, un po' più pianeggiante, direi che di sfruttare questa cosa, quindi mettiamolo in piano. Ok, allora, vediamo. Le 3 cavallerie le sposteremo di qua. Va bene. Le altre 2 cavallerie per ora le teniamo qua dietro. Formazione a Cuneo. Non voglio... No, le teniamo qua. Così. Ok, arcieri davanti. Abbiamo tutta la fanteria pronta. Loro... allora, ne spostiamo una di qua ai lati. Ok. E siamo a posto così. Quindi questo lo teniamo in formazione. E loro invece li sciogliamo. Sciogliamo la selezione. Manteniamo solo loro. E loro in gruppo di selezione. Perfetto. Possiamo iniziare la battaglia. Allora, portiamo proprio il nostro esercito verso... così, in avanti. Ci avviciniamo ancora un po'. Ok ragazzi, ho portato tutta la cavalleria da un lato. Adesso andiamo a insigarli
a insediarli. Insomma, a rompergli le scatole. Proprio sulla cavalleria. Me ne ricordavo che ne avessero di più. Oh, non so. Però ne vedo solo 2 qua. Per ora di cavallerie. 3, 4. Ma sono veramente molto molto piccole. Confronto alle nostre che sono dei portenti. Ok, diamogli un po' del filo da torcere. Insomma, spariamogli un po' di dardi. Vai di cerchio cantabrico. Via adesso, tutti dritti. Oh, degli arcieri normali. Questi me li prendo volentieri. Bene. Ottimo. Attenzione. Non ho subito nessun danno per ora alle 2 cavallerie. Perfetto. Sì, poco, insomma. Poca roba. Andiamo giù. Ok. Attenzione. Siamo indietro. Cosa è successo qua? Porca miseria, ho lasciato le cavallerie un attimo da sole. È successo il disastro. Ai ai ai. Cavalleria circondata. Via via via. Andar via da qua. Quanto danno. Quanto danno. Via 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 via. Quanto danno. Attenzione, torniamo indietro, ma mi sa che non ce la fa. Quanto danno? Andiamo, portiamo avanti questa legione, va. Ok, perfetto. Devo prendere queste. Attenzione.
Quanto danno, quanto danno. Attenzione. Dai, portiamo via il generale e andiamo a prendere fuori, a far fuori tutti questi arcieri qua che hanno rotto le scatole, veramente. Perfetto. Queste le giriamo. Attenzione. Andiamo a prendere questi. Ok, bene. Ok, ottimo. Ottimo, qua abbiamo vinta. Andiamo a prendere questi. Ok. Dai ragazzi. Ok, li abbiamo raggiunti, perfetto. Perfetto, li stiamo falciando. Ok, perfetto. Vai così. Dai. Ok. Bene. Bene, bene, anche questi sono andati. Attenzione a quelli che non mi devono raggiungere. Perfetto, anche il generale loro sta andando in fuga. Bene. Ok, torniamo indietro. Forza ragazzi, tornate indietro. Tornate ragazzi, tornate. Tornate, non fatevi intercettare. Oh, incredibile, eh. Non fatevi intercettare, ho detto. Non fatevi intercettare. Porca. Ecco, ho perso il generale. Aia. Aia, la situazione
Non è delle migliori. Ok, perfetto. Cerchiamo di radunarci tutti assieme, così ci diamo più manforte, ma... Ok, perfetto. Facciamo gruppo, ragazzi, dai. Facciamo gruppo. Ok, stanno abbandonando anche loro pian piano. Attenzione. Ok, abbiamo intercettati. 61, 99. Ok, andiamo avanti. Fa niente, anche se si ripigliano, fa niente. Facciamo fuori il generale. La battaglia è vinta di sicuro. O comunque tutta la fanteria del generale. Ok. Ah. Bravo il generale nemico. Ci sono altri. Ok, mantenete i quadrati anticavalleria. Ok, perfetto, abbiamo vinto, ragazzi. Abbiamo vinto per un pelo, perché abbiamo fatto i quadrati, è andata bene. È andata bene. È andata bene, pensavo molto, molto meglio, vi dico la verità. Abbiamo perso 1557 uomini. Bel problema. Un bel problema questo. Loro hanno persi 600 in più, ma sono stati molto molto bravi. Impegnativa, ragazzi, questa battaglia. Io pensavo di portarvi a Massilia sto giro, ma...
Ma è stata bella, bella tosta questa battaglia qui. Una morte onorevole abbiamo avuto. Una morte onorevole. È stata tosta, è stata tosta. Potremmo terminare la battaglia. Ai ai ai, però qui si ascolta. Distruggiamoli e finiamo il lavoro. Dai, finiamo il lavoro. Via. E ce ne torniamo indietro. Certo, 2 legioni qua, loro, insomma. No, no. Sterminiamo i prigionieri. Mi fanno impazzire, però va bene. Portiamo indietro. E abbiamo un po' di soldi adesso. Queste le mettiamo assieme. Queste le mettiamo assieme. Queste le mettiamo assieme. Andiamo a prendercele, va. Allora, ci prendiamo 2 di cavalleria leggera. Anche 3 in realtà. Veliti. E va bene così. Sì, va bene così per ora. Magari questi li posizioniamo qua. Tanto comunque difendono la città. Quindi va bene. Bisogna stare attenti, ragazzi. Allora, portiamo loro in qua. Dovrei farcela con 2 turni. E mettiamogli il nostro amico Fritz come addestramento militare. Perfetto. E poi vediamo di compiere il massacro. Di compiere il massacro. Allora, ho 3800 che mi rimane. Che mi rimane. Allora, io direi a questo punto, se mi rimane 3800. Allora, qua la legione la rinforziamo. Ancora. Diamo 2 di cavalleria. E va bene così. Va bene, ottimo. E passiamo il turno, direi. Chissà se Massilia adesso in masse sili mi danno... No, non mi danno la pace. Magari, no. Vabbè, ci ho provato. Andiamo avanti. Altro turno. Allora, vogliono un combattimento. Io non glielo cedo assolutamente. Non glielo lascio assolutamente. E direi che un scudo mobile senza corazza, probabilmente per andare sotto le mura. Ma io sì, lo prenderei uno scudo mobile. Tanto abbiamo già le nostre bellissime baliste che fanno il danno che devono fare. Ci mettiamo in sempre in assedio. Non vogliamo romperlo, insomma. Sempre contro i pirati. Chiedono il nostro aiuto, va bene. Adesso andiamo un po' più tranquilli. Cerchiamo di non farci affondare la flotta, se riusciamo. Wow, la flotta... Ecco, affondato la flotta. La flotta loro, ragazzi, è veramente poderosa, Veramente. Liberiamo tutti i prigionieri così ci avanza un sacco di denaro. Wow, gli egiziani sarà un bel problema andarli a prendere. Che hanno veramente una flotta poderosa. Attenzione, un'unità che non mi piace loro. Va bene. Un campione ci dà noia.
Hanno concentrato molto le loro forze a Tarraco, i nostri antagonisti, e hanno un po' abbandonato la città. Te credo. Con 2 legioni più la terza in arrivo. Trattato di pace, assolutamente sì. Voglio però i tuoi soldi. Perfetto, forse potevo fare anche 3000, vabbè. Roma sta arrivando. Ok. Va bene. Alta probabilità di guerra civile a Roma. Aia, ludi romani. Fatemi vedere l'alta probabilità di guerra civile da chi? Da questi. Assicuriamoci la loro lealtà. Meno 17. Un bel problema. Ho dei popoli dell'est, quindi direi che è un bel problema, sì. Allora, andiamo a metterci qui. E saremo quindi pronti per l'assalto della città. Allora, un'altra fazione è stata distrutta, ragazzi. Ma non c'è più... Non c'è più religione, qui abbiamo una spia. Qui un esercito. Ok, qua non sembra abbiamo nessuno. Loro sembra si stiano spostando tutti a sud. Vediamo se c'è qualche... Ci fanno qualche scherzetto a nord. Sembrerebbe di no, ma ripeto, con tutte le legioni che abbiamo. Non entra con noi. Non entra con noi la nostra legione. Come mai? Non entra questa legione. Troppo lontana? È troppo lontana. È troppo lontana. Allora attendiamo ancora un turno, ragazzi. Ve la faccio penare, ve la faccio penare. Se esce un'unica puntata, l'altra puntata sarà successiva. La faccio uscire successiva, giuri in giurello, perché la battaglia ve la dovete vedere. Perché sarà una roba devastante. Tanto queste due scendono. Vabbè. Non so, mi sembra... Sono tutte intorno a città di Cartago. Io entro, guardate. Mettiamo 2 di questi. Gli mettiamo ancora una cavalleria, visto che agli avversari piace molto la cavalleria. E ci prendiamo ancora una cavalleria. Cerco cantabrico, lo lasciamo lì. Tanto non mi sembra particolarmente efficace. Qui andiamo avanti con cavallerie belle potenti. Ok, non prendo molto, a dir la verità. A dir la verità, però va bene. Ok. Ok. Questa la spostiamo un po'. Così questa la porteremo qua. Va bene. Questa c'è. Aspettate, la portiamo un po' più vicino allora, perché mi sa che è fuori range, fuori portata. Noi la teniamo lì, va bene. E andiamo avanti ancora con il turno. Vediamo cosa accade. No, non parteciperemo alla guerra, assolutamente no. Mi spiace. Anzi, futuro anche voi sarete un bel problema per noi, perché siete belli grossi.
generals might be the sons of Ares himself. We ask you today to send them against these wicked people. Vogliono che ne dichiari guerra a loro, no. I am sad. No, no, no. C'è un po' di fermento, eh. Allora, priorità belliche, la diamo alla fanteria assolutamente. Bene, la figlia è diventata adulta. Grado aumentato, perfetto. Allora, signori, io direi che il gameplay finisce qua. Mi spiace non avervi fatto vedere la battaglia, ma siamo già oltre al limite massimo di tempo. Diamo un po' di caratteristiche a questo personaggio. Ok. Mi spiace. Lo vedrete nel prossimo gameplay. Ed ecco, adesso dovrebbe esserci, vediamo. Ok, perfetto. 3 legioni, ragazzi. 3 legioni, prossimo gameplay. Siamo in negativo. Siamo in negativo. Siamo in negativo. Va bene. Questo è un bel problema, il fatto di essere in negativo. Va bene. Per un po' sopravviveremo, però poi va da sé che ci vuole assolutamente un rientrare nelle economie di guerra. Questi scendono. Scendono per quale motivo? Mi piace sta roba qua. Non mi piace per niente. Allora, vediamo. C'è qualcosa che posso fare? No, io direi tenermi i soldi per ora. Andiamo un attimo a nord. Ok, spingiamoci ancora un pelino di più. Ok, qui c'è una loro legione, però va bene. Ok, va bene, torniamo indietro. Va bene, al prossimo gameplay, ragazzi, ci sarà il ferro e fuoco. Tra l'altro, aspettate, perché abbiamo ancora un upgrade. Ah. Allora, meno 8 esecuzione di tutte le azioni non mi interessa. Io voglio che tu mi proteggi. Queste sono azioni. E anche che mi addestri. Demoralizza esercito non è male. Dai, facciamo questa. E poi facciamo. Ma è interessante questa. Esperto degli assedi. Facciamo anche questa. E poi andiamo. Meno 8 al costo dell'esecuzione. No. Più 10. Il cane da guardia. Più 10 probabilità di ferire agenti per autodifesa. Ottimo, ottimo, ottimo. Va bene, signori. Grazie per essere rimasti con me. Speriamo non imploda tutto l'impero. Siamo in negativo. Abbiamo la politica che non ci ama. Va bene. Meno questa fazione. Le altre sì. Questa fazione no. Però vedremo come andrà. Grazie per essere rimasti con me. Ci vediamo ad un prossimo gameplay. Ciao ragazzi.